Adesso la parola al nostro senatore Paolo Stacco. Innanzitutto desidero ringraziare chi mi ha invitato a questa conferenza stampa che vede riuniti tutti gli esponenti di riferimento delle liste che hanno dato vita alla battaglia scorsa, ricordo conclusasi molto positivamente per la nostra coalizione, perché per la prima volta abbiamo vinto le elezioni. Questo qualche volta qualcuno se l'è dimenticato. Se l'è dimenticato soprattutto il ragionier Bertoncello, allorquando da sindaco, qualche mese fa, si è in più occasioni pubblicamente dimenticato di ricordare questo fatto, che era un fatto non attribuibile a una bieca congiuntura derivante da leggi sbagliate o da leggi giuste, semplicemente da un fatto democratico, la democrazia. Cioè i cittadini del comune di Portogruaro erano espressi in maniera chiarissima e inequivocabile a favore delle liste che sostenevano il nostro amico Angelo Tavaro, che continua ad essere con noi e riprende la sua campagna elettorale, la nostra campagna elettorale, proprio anche attraverso questa conferenza stampa. Rilevo rispetto a qualche mese fa, e lo faccio con grandissimo piacere, una unitarietà sicuramente superiore, una compattezza assoluta e superiore rispetto a qualche mese fa al nostro interno. Rilevo una chiarezza di propositi, una trasparenza di comportamenti e ripeto un'unitarietà che credo sia quella fondamentale che ci può portare al cambiamento di un'amministrazione che complessivamente ha fallito. Non ha fallito la prima parte della campagna elettorale, evidentemente, ma sta fallendo in maniera, secondo me, per loro che sarà molto dolorosa, la seconda parte della campagna elettorale, cioè quella che è cominciata adesso. E mi riferisco a quello che diceva l'amico Angelo pochi istanti fa. Ho l'impressione che questo vittimismo reiterato, iniziato nel mese di giugno, portato avanti con il caldo di luglio, non placato dal caldo feroce di agosto e che adesso riprende come un'anemia insopportabile ai cittadini di Portogruaro in settembre, non sarà foriero di successo per quello che potrà essere il candidato sindaco del centro-sinistra e la sua coalizione. Perché? Perché io credo da portoguarese di conoscere abbastanza bene i miei concittadini e ho l'impressione, anzi più che l'impressione, la certezza che i nostri concittadini ne abbiano le tasche piene di atteggiamenti vittimistici che non portano a nulla di positivo, che non portano a vedere delineare strategie, percorsi di crescita, cambiamenti che vengono attesi, scelte, poi stiamo parlando mica di scelte epocali, di scelte amministrative che devono essere quelle utili a rendere più vivibile la nostra città, più vivace la nostra città, più vitale la nostra città, più capoluogo del Veneto orientale la nostra città, più interlocutore con le spiagge e con Venezia la nostra città, luogo per tutti più praticabile e più vivibile. Direi che a fronte di un fallimento evidente dell'amministrazione precedente stiamo assistendo in queste settimane, e lo dico certamente non con dispiacere, a un fallimento evidente dell'inizio di questa seconda campagna elettorale del ragionier Bertoncello e della sua fantasmagorica alleanza, che voglio ricordare al proprio interno a sedicenti moderati assieme agli amici di Di Pietro, tanto per ricordare quel signore che solamente ieri ha detto che Silvio Berlusconi verrà a fare la fine di Saddam Hussein. Questa è la nostra, ed è sui giornali di oggi, questa è la compagine fantasmagorica che assiste il ragionier Bertoncello in questa, penso, sua ultima cavalcata. Quindi sono molto ottimista per il nostro futuro.
Sono ottimista per Portogruaro, sono ottimista per i nostri candidati, per il nostro candidato sindaco e per i nostri candidati che si impiegheranno in un'altra campagna elettorale che sarà sicuramente corredata da ancora maggiore successo rispetto a quella già di successo che abbiamo avuto qualche mese fa. Per quanto riguarda il commissario, non posso che rivolgere anch'io, come rappresentante delle istituzioni, in questo caso come rappresentante istituzionale, sicuramente primario in questa città, il mio saluto più cordiale e i miei auguri più sentiti di buon lavoro a lui e a chi lo ha nominato, cioè al nuovo prefetto di Venezia, che si è insediato, come sappiamo tutti, durante il mese di agosto, e che ha nominato una persona saggia e che mi pare si stia muovendo con grandissima sensibilità istituzionale, ascoltando, come mi ha ricordato da te, Vito, tutti, senza distinzione, ascoltando i problemi che sono sul tappeto, valutando le persone che sono in campo, i gruppi politici di riferimento, e che naturalmente inizierà, se non ha già iniziato, penso che abbia già iniziato, anche a valutare con la massima attenzione lo stato dell'arte, quanto riceve dall'amministrazione precedente, quanto di positivo, di negativo, di conosciuto e di sconosciuto riceve dall'amministrazione precedente. Ricordiamo noi stessi, non certo il commissario che lo sa meglio di noi, che il commissario avrà tutti i mesi di tempo per valutare, per aprire tutti i cassetti, per valutare tutte le pratiche che sono giacenti, per valutare i criteri con cui è stata amministrata la nostra città nel corso degli ultimi anni, e questo è ben lontano da essere una tragedia per Portogruaro, è una fortuna per Portogruaro. È una fortuna per Portogruaro perché potremo avere finalmente, tra qualche mese, un'amministrazione comunale, io mi auguro ovviamente la nostra, anzi sono certo la nostra, che potrà partire da uno stato di consistenza chiarito, ripulito, sereno, sensibilmente diverso rispetto a situazioni che precedentemente purtroppo la nostra amata città ha dovuto. Quindi la mia partecipazione, il mio saluto a tutti i partecipanti a questa conferenza stampa e ai loro gruppi di riferimento, ai loro partiti, ai loro candidati, a quelli che saranno candidati in futuro, a tutti, è affettuosa e positiva. E la valutazione che mi rende più positivo di tutti in questo momento è che vedo un'unitarietà, ripeto, che mai abbiamo avuto in passato come in questo momento. Siamo articolati perché le sensibilità sono evidentemente diverse ed è giusto che sia così, ma siamo compatti e uniti per raggiungere un obiettivo che, come diceva il nostro Angelo Tabaro, non è l'obiettivo della sedia, ma è l'obiettivo del cambiamento e della corretta e stabile amministrazione della nostra città. Grazie.